15 le proposte per un cantiere Sicilia lanciate al governo Schifani dalla CISL regionale. 15 schede che puntano a rilanciare il dialogo sociale, che spaziano dall'occupazione alla pubblica amministrazione, alle infrastrutture, all'ambiente, al welfare, al caro energia. Le schede sono 15 messe a disposizione di Palazzo d'Orleans affinché il governo e le parti sociali costruiscono assieme un cantiere Sicilia nel segno dell'innovazione strategica, della transizione ecologica, digitale e energetica, dalla coesione, della crescita e del dialogo sociale. Sono queste le proposte che la CISL lancia al governo Schifani a pochi giorni dalle dichiarazioni programmatiche all'Ars, con le quali si è ormai formalmente e pienamente avviata la 18ª legislatura. Le 15 schede della CISL, dall'occupazione alla pubblica amministrazione, dalle infrastrutture all'ambiente, al welfare, al caro energia, saranno illustrate per voce del segretario regionale Sebastiano Capuccio. L'evento si terrà domani a partire dalle ore 10 all'Hotel La Torre di via Piano Gallo a Mondello a Palermo. È lì che il sindacato riunirà i 168 componenti del suo consiglio regionale che arriveranno a Palermo da tutte le province d'Italia a rappresentare la segreteria confederale nazionale Angelo Colombini, che concluderà i lavori che saranno aperti da Capuccio.